Scatman's World. Bella raga, ciao telecomandone, vedete ora Formula 1 2016, poi siamo a Monza, previsioni, pioggia battente all'inizio, poi pioggia leggera e poi nuvoloso. Purtroppo fin in qualifica abbiamo dei problemi incredibili, i 17esimi in una gara strafavorevole, non lo so. Ho anche sviluppato il motore, la terza parte del motore, ma niente, boh, non riusciamo più a essere competitivi nel giro secco. Speriamo di fare una bella gara, ripeto siamo favoriti, si sta anche piovendo, sarà un casino perché si passerà dalla pioggia battente al nuvoloso, quindi ci saranno tante soste. Raga, prevedo una bagarre mostruosa, speriamo bene. Sono ancora incazzatissimo dal Belgio. Mamma mia quanta pioggia raga, una pioggia devastante. Mamma mia, la perdo già, mamma mia. Frena. Mamma mia. Guarda che roba, Vardio. Siamo ottavi, meno male. No, piove troppo ragazzi. Piove troppo. Bandiera yellow flag. Non la tengo, non la tengo. Sarà durissima, però sulla pioggia di solito aveva fatto le migliori gare. Ottavo posto, devono scappare via i primi. A nessun costo. Non la tengo, non la tengo. Mamma mia. Madonna. Ho rotto qualcosa? No, per fortuna. Io non riesco a tenerla. Puttana miseria, oh. Perché partito bene, cazzo, ho recuperato tantissime posizioni, ma mi scoda via di brutto. È una pioggia devastante, tanto non vedevamo una pioggia del genere. Perché non abbiamo rotto niente con la piccola uscita di pista di prima, per fortuna. Io prevedo comunque almeno una safety car sicura, Giro record di Button che è in prima posizione, Jenson Button. Avevo già un buon vantaggio sul nono, già questa è una soddisfazione, però se ne stanno già andando i primi ragazzi e non va bene. Questa cattona qua abbiamo recuperato tantissimo. Mamma mia quanto ho recuperato qua. Ci sono pezzi di monoposto in giro per la pista. Bisogna dosare bene l'acceleratore, perché sennò sono cazzi. Bravo Come. Settimo posto, vai Comendino. Ecco la pioggia di solito quando prendo il ritmo. Dopo sono cazzi per gli altri. Si vede veramente poco, condizioni veramente proibitive. Ma teoricamente finiremo con l'asciutto, forse. Perché comunque piove talmente tanto che bisogna vedere se la pista si asciuga, perché il sole non verrà mai fuori. Attenzione. Yellow flag, batto fuori il leader della gara è fuori. Il leader della gara è fuori per un incidente, eccolo là. Button ritirato. Subito colpo di scena. Mamma mia ragazzi, l'avevo detto. Come non sbaglia mai. Incidente, ma ragazzi le condizioni sono veramente difficili, Condizioni veramente complicate. Rosberg in prima posizione. Vero record veloce di veneziano, incredibile. No! Mamma cosa qua ha fatto il miracolo, questo era l'incidente sicuro. Ma con la pioggia vanno più lenti gli altri, per fortuna. Posso approfittarne, sto ritornando dal 17esimo ragazzi. Meno male è stata la pioggia perché i fiori la qualifica o le miglioriamo, però ragazzi non so, su un colpo siamo peggiorati così in qualifica, non capisco il perché. Purtroppo devo cercare di stare primi perché con la pioggia possiamo vincere ragazzi. Con la pioggia ne abbiamo vinte tantissime. Appena prendo il ritmo e con la pioggia vado bene, da Dio.
Ecco, appena detto, sbavatura schifosissima. Mamma mia quanta ne viene giù, fioi. Sto registrando questo video dopo la vittoria del Milan in Supercoppa italiana. Finalmente un trofeo, anche se minore, ma godo. Non c'era standard però, perché sennò siamo a più 009. Praticamente stiamo rischiando di rimanere senza carburante. Diventa più difficile superare. Ora McLaren volano, meno male che Button è uscito di pista. Comunque Rosberg primo va bene, l'importante non è Hamilton, è comunque secondo Gigi, Questo è il mio punto. Attenzione, attenzione. Devo stare alla larga, devo stare molto attento. Bravissimo Alonso, supera Hamilton comunque. Mamma mia che lotta. Tra pochi minuti ci sarà pioggia un po' più leggera. Ma la pista è veramente umida a livelli esponenziali. Dai, come regalaci il The Dream. Li puoi superare questi due qua. Devi solo osare un pochettino di più. No! Mamma mia. Le gomme come stanno? Ok. Ma è dura superare Hamilton, è molto dura. C'è poco da fare. Qua forse vado un po' lungo, meno male che mi dà l'avvertimento. Bottas quinto comunque, noi siamo quarti ai piedi del podio. Guarda come ci riprova Hamilton dall'incidentone. Se le stanno dando di santa ragione, guardate che roba, io devo approfittarne adesso, Vanno ancora bene le full wet, chiaramente. Full wet tutta la vita, raga. Ci prova il Kuma, la rischia. Arriva il sorpasso, grandissimo sorpasso, grandissimo Kuma. Ragazzi, siamo primi, dobbiamo mettere le gomme intermedie. Vai fioi, subito di intermedie. Veloci, bravissimi. Siamo secondi, Vettel tiene le full wet. Rosberg è andato subito, vediamo se Rosberg riesce a prendersi la posizione, riesce a scappare la posizione su Rosbiff, che forse ha beccato traffico. Yes! Ragazzi, siamo al 16° giro, siamo andati ben avanti perché la lotta, diciamo, con le Mercedes, se Rosberg è andato ai box per cercare di distanziare, non ce l'ho fatta, adesso che la pioggia se n'è andata, sono cazzi. Abbiamo Hamilton vicinissimo, sempre solo un ritiro. No, non lungo. Mamma che fatica. Qua bisogna andare ai box, penso, ormai sono asciutta la pista. La pista è praticamente asciutta, non è ancora arrivato l'ordine nel DRS però. Ma no, in realtà qua è ancora bagnata però. Gara un po' kafkiana, signori. Mi fa piacere. Quando c'è Massa che è davanti. Massa davanti a Gigi, signori. Massa davanti a Gigi. Sta una gara difficile. Ancora non mi sento di mettere le gomme d'asciutto, però sinceramente. Forse Rosberg ha fatto un azzardo, mamma mia. Vai box anche Gigi. Hamilton ai box. Aspetta che giriamo lenti. Frena. Mamma mia. Faccio sempre più fatica, raga. Qualcuno va ai box, qualcuno non va, è un casino indescrivibile. A me sembra presto per le gomme d'asciutto.
Mamma mia che gara signori, che gara. Proprio la macchina la tengo veramente per poco ancora, Usura al 57. Ma la pioggia non c'è più però, Qua si sta schiarendo. Occhio. Non so se andare ai box o no. A quel punto potrei provare anche le super soft. Non stiamo ancora in pista comunque. Non si sa mai, può arrivare la safety car. Vai box anche Valtteri, ai box. Massa rimane, cioè Vettel rimane. Certi sono ancora con l'intermedio, non capisco cosa hanno messo gli altri, se soft, super soft. Io non voglio guardare sulla direzione gara sinceramente, sennò non è reale. Avevamo un bel vantaggio su Vettel adesso, non capisco il perché. I piloti che dobbiamo affrontare sono Rosberg e Ricciardo. Ho sbagliato. Ma no, Dio Cristo. Non tengo più, cazzo, non tengo più. Rosberg, come? Rosby fa ancora l'intermedia, ragazzi, ha rimesso l'intermedia, quindi prima. Oh, madonna che errore. Madonna che errore. Vuol dire che le si erano usurate di brutto le gomme intermedie. Allora se Rosberg ha messo l'intermedia bisogna capire Hamilton. Se però che lui si sono distrutte le intermedie prima... cioè prima del tempo sarebbe una cosa grandiosa perché devono fare anche loro un'altra sosta. Speriamo ragazzi, speriamo. A questo punto il Come ci spera in qualcosa di grande. Tanto un vantaggio, ragazzi. Cosa sta succedendo? Ok, ho veramente un bel vantaggio su Vettel. Un po' di caos, sinceramente, un po' di caos. Non me l'aspettavo, Rosby fa ancora con le intermedie. Anche se DRS abilitato, signori, vuol dire che la pista è asciutta. Io non avevo capito questa scelta di mettere le medie, perché puoi arrivare tranquillamente alla fine. Mi hanno proprio regalato la vittoria. Inter Monza è così. E possiamo fare la doppietta, Fieri. Possiamo fare la doppietta Ferrari. Speriamo. Vogliamo la prestazione leggendaria. 3 secondi di vantaggio su Vettel. In verità non sono tantissimi, però grazie a ste gomme loro hanno messo le medie, non capisco il perché sinceramente. Proprio non lo capisco, raga. Vettel comunque non è lontanissimo, nel senso sto vincendo ma non sto stradominando. È che ho le gomme migliori, hanno sbagliato tutto proprio. Cioè, hanno fatto una sosta in più la mescola sbagliata, più di così, insomma. Un bel favore al Come. E Hamilton non è neanche sul podio per il momento, la cosa mi fa godere. Dai che voglio dire ragazzi, ho la stanchezza, non so se mi sentite un po' così, ma sono veramente distrutto. Mi si chiudono un po' gli occhi, però vuole portare Formula 1, vuole giocare un po'. Però mi rendo conto che adesso ho bisogno di un bel po' di ferie. Per fortuna sono a casa un paio di giorni. Adesso relax come inverno. Due giri alla fine, Vettel però sta arrivando, Mi sa la mescola più dura della mia, bene. Dai comandone, regalaci una delle prestazioni dopo il ritiro vergognoso
di Spa, che con questa prestazione poteva veramente darmi forse quasi il primo posto, Miscela grassa e andiamo. Vettel sta arrivando di prepotenza, però con la mescola più dura, incredibile. Beh ragazzi, adesso comincia l'ultimo giro dopo la parabolica, ultimo giro. Dai cazzo, vogliamo la doppietta in Italia. Vai Fio, inizia, final lap, Comendiano. Sei all'ultimo giro, quindi il distacco dal tuo compagno è 1,9 secondi. Questo lo dici tu. Vai cazzo, sta maturando un processo importantissimo che rilancia le ambizioni della Ferrari, ma soprattutto le ambizioni di Veneziano per un titolo iridato che sembra praticamente impossibile, però se non c'era quel ritiro a Spa, cosa succede? Veramente potevamo stare quasi primi, Mamma mia come sta arrivando Vettel. Molto bene, molto bene, molto bene, dai. Un Come abbastanza rimbambito dal sonno, sta portando un successo strano, nel senso hanno fatto di tutto per darmi la vittoria. Un pit in più con le intermedie e addirittura le medie al posto delle soft, quando potevi arrivare tranquillamente. Ho margine ancora per 4 giri forse, pensa a te. Errore pietoso di Elia e il Kuma ne approfitta. Parabolica, Sentite ragazzi gli striscioni, le trombette della Ferrari, i tifosi della Ferrari. E il Kuma va a vincere il Gran Premio d'Italia, Gran Premio di casa, yes! Hai vinto la gara, oggi hai fatto una gara fantastica. Doppietta Ferrari incredibile. Ed eccoli che salgono sul podio. Eccoli qua, belli come il sole. Le bandiere con il cavallino rampante sono ovunque, sugli spalti, e oggi sventolano ancora più forte sul gradino più alto. E ora diamo un'occhiata alla classifica. Andiamo a vedere la classifica, siamo secondi a soli 10 punti da Gigi Hamilton. Nella costruttori secondi a meno 54. Raga, ci siamo, un sul trol comandone veneziano. Grandissima vittoria e grandissima doppietta in casa. Ciao!